A prescindere dai risultati più o meno consistenti, una cosa è certa: il controllo straordinario del territorio dei carabinieri di ieri pomeriggio a Favara ha dimostrato che lo Stato in città c'è e si fa anche vedere e sentire. Ci capita spesso di sentire dire che a Favara lo Stato è assente, che vige poca legalità e soprattutto che in città si può fare quel che si vuole. Ed ecco arrivare la pronta risposta da parte dei carabinieri a queste affermazioni. Non si sono risparmiati i militari del nucleo operativo e radiomobile di Agrigento ed i colleghi della tenenza di Favara per garantire la sicurezza dei cittadini favaresi. Una forte risposta voluta dare entrando proprio nel cuore della città, a pochi passi dalla Chiesa Madre e Piazza Cavour. In pochi minuti il centro storico della città è stato presidiato dai militari, strade di accesso e di uscita chiuse dalle gazzelle. Dal cielo un elicottero del nono NEC di Palermo per fornire dettagli ai colleghi già impegnati nelle vie interessate ai controlli. Un grosso faro dall'alto ha illuminato le parti più buie del nostro degradato centro storico. A fiutare eventuale presenza di droga nella zona interessata dai controlli ci ha pensato Mike, il pastore tedesco dei carabinieri cinofili di Palermo. Un grande segnale quello dato dalla locale tenenza dei carabinieri. Come detto, a prescindere dai risultati, 4 persone denunciate per questioni legate alla droga, l'importante è ed è stato aver dato la giusta attenzione ai segnali provenienti dal territorio, ed è quello che i carabinieri hanno fatto con l'operazione di controllo del territorio di ieri. Il ringraziamento delle persone per bene va sicuramente a quanti lavorano quotidianamente per garantire la nostra sicurezza.